Io credo che sia davvero arrivato il momento di dire basta a queste trattative. Se si voleva fare il quarto mandato, i tempi c'erano, si arriva all'ultimo momento con grande indecisione. Ringrazio la Lega per aver portato avanti fino all'ultimo questa battaglia. Oggi venga messa la parola definitiva, dopodiché bisogna cominciare a parlare di territorio e di visione, perché è quello che ci chiedono i cittadini. Ringrazia i senatori leghisti che hanno riproposto l'emendamento sul terzo mandato Mario Conte, ma è un grazie che sembra più di forma che di sostanza. L'impressione è che nemmeno gli stessi colonnelli leghisti ci credano più al terzo mandato e quindi alla possibilità di uno Zaia Quater. Si decida e si chiuda quindi. Non ha senso la poca chiarezza, quindi spero che una volta per tutte questo emendamento venga presentato e venga votato e poi insomma si eviti di ritirare fuori la questione se non c'è la volontà politica. Se invece c'è, auspichiamo come tutti che si vada presto a conclusione. Per Flavio Tosi la mossa leghista a Roma in Commissione Affari Costituzionali è pura tattica. Secondo il coordinatore veneto di Forza Italia, quella sul terzo mandato resta, testuali parole, una manfrina. Secondo me la Lega vuole semplicemente dimostrare coi fatti che loro hanno provato a portare a casa questo risultato, ma il resto del Parlamento ha bocciato la proposta. Una perdita di tempo, fa intendere Tosi, ospite di Ferdinando Varino a Ring, anche perché il candidato presidente del centrodestra sarà meloniano. Questione matematica, Tosi Dixit. Oggi il primissimo partito in Veneto è Fratelli d'Italia e per il Fratelli d'Italia il Veneto è la miglior regione, cioè alle europee il miglior risultato in assoluto l'hanno fatto in Veneto. Quindi se uno deve scommettere, e io lo dico da mesi, se uno deve scommettere, scommette che il governatore del Veneto prossimo sia di Fratelli d'Italia. Perché o Fratelli d'Italia esprime, quello che si diceva prima, o Fratelli d'Italia esprime il Veneto, o Fratelli d'Italia giustamente non ne pretenderà, gli verrà la Lombardia. Una partita a scacchi dalla quale sembra sfilarsi definitivamente il sindaco di Treviso e presidente ANCI, che conferma di non aver nemmeno compilato il modulo di autocandidatura inviato dalla Lega agli iscritti. Io sono sindaco di Treviso, ho un impegno importante con la mia comunità e il mio obiettivo è quello di rispettare gli impegni che mi sono preso con i miei cittadini. Detto questo, poi sono a disposizione del partito. Nemmeno come consigliere? No, io guardate, ho davvero tanto da fare.